Le nostre case sono impossibili, non viene un filo d'acqua. Sta facendo rifornimento? Eh sì, Un brutto risveglio per gli abitanti del centro storico e del quartiere Adriatico. Dai rubinetti non esce un filo d'acqua e per lavarsi e cucinare ci si arrangia come si può. C'è chi va a fare rifornimento in una delle fontane di approvvigionamento in piazza Cavour, c'è chi va a fare scorte di bottiglie d'acqua al supermercato in attesa che tutto torni alla normalità. Nel cuore della notte, la rottura di una delle più importanti tubature dell'acquedotto cittadino della portata di 50 litri al secondo ha provocato l'apertura di una voragine all'incrocio tra il Viale della Vittoria e via Giannelli, con fuoriuscita di acqua, sassi e fango. A secco numerose abitazioni, attività commerciali, scuole e persino l'ospedale pediatrico Salesi, rifornito inizialmente con taniche d'emergenza. Nelle prime ore della mattina si è riunito il COC, che ha provveduto a distribuire contenitori d'acqua alle 7 scuole nell'area interessata dal guasto e a mettere a disposizione, grazie alla collaborazione della Protezione Civile, autobotti per il Salesi, per i quartieri Guasco e Capodimonte e fontane di approvvigionamento al Passetto e in piazza Cavour. Distribuite anche buste d'acqua ai cittadini nelle zone del Palaveneto e in via Maratta. Viabilità modificata per auto e autobus. Inevitabili disagi per cittadini e commercianti della zona. Sono arrangiato per renderci in modo decente per poter andare a lavorare, per fare la vita quotidiana tutti i giorni. mi sono lavato con l'acqua minerale e adesso aspetto che torni. Subito intervenuti sul posto per fermare la perdita i tecnici di Viva Servizi e quelli comunali. Nel primo pomeriggio la conduttura rotta è stata sostituita e la situazione ha cominciato lentamente a tornare alla normalità. L'acqua sarà di nuovo regolarmente disponibile in tarda serata.